Focus TG, i sindaci del Veneto si trovano davanti a una situazione complicata, si trovano con l'impossibilità di assumere personale, con i fondi tagliati per circa 8 milioni di euro, di fatto con l'autonomia, come ben sapete, bloccata. Allora a questo punto si sono messi assieme, hanno ragionato e vanno a Roma con richieste molto precise. Assunzioni, fondo di solidarietà comunale e autonomia. I sindaci del Veneto battono i pugni sul tavolo e mandano al governo e al Parlamento quello che suona come un ultimatum. Sul piatto c'è subito la richiesta di rivedere i contenuti del recente schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sulle assunzioni, in modo da poter garantire ai cittadini il giusto numero del personale nei comuni. Poi ci sono i famosi 7,8 milioni di euro che non arriveranno ai municipi veneti dal Fondo di solidarietà. E naturalmente la madre di tutte le battaglie venete, l'autonomia. Sono questi i contenuti del documento presentato dall'ANCI del Veneto, che verrà sottoposto a tutti i sindaci della regione e che sarà poi inviato a Roma. Questo fondo di solidarietà vede il Veneto penalizzato per 7,8 milioni di euro. Significa che il governo riconosce 7,8 milioni in meno per servizi che sono destinati ai cittadini. È una doccia fredda che è arrivata con la finanziaria, quindi sotto le feste di Natale. Le ricadute sulla quotidianità dei cittadini veneti sono assolutamente immediate. Ecco perché. Questo governo chiede ai comuni di approvare il bilancio preventivo entro il 31 dicembre. Molti dei comuni veneti l'hanno già fatto e quindi i tagli vanno a penalizzare e costringono i sindaci a dover obbligatoriamente fare dei tagli ai servizi primari per i cittadini. I sindaci del Veneto promettono quindi battaglia e chiedono un deciso dietrofront al governo. Un taglio che noi non accetteremo in alcun modo, abbiamo evidenziato le criticità, abbiamo portato delle soluzioni chiedendo di rivedere i parametri di distribuzione appunto di questo fondo, tornando semplicemente al vecchio sistema. Porteremo 3 proposte costruttive a questo governo, chiederemo di rivedere la distribuzione del fondo di solidarietà, di rivedere i parametri del turnover per le assunzioni dipendenti e poi chiederemo a gran voce di rimettere al centro dell'agenda amministrativa l'autonomia. Il maxi processo contro la camorra sul litorale, ricordiamo non il litorale partenopeo ma il litorale veneziano ed Eraclea in particolare, la regione Veneto si costituirà parte civile, cercherà di farlo, ma naturalmente adesso siamo ancora alle questioni tecniche con l'avvocatura che deve vagliare tutte le posizioni. Anche la Regione del Veneto si costituirà parte civile nel maxi processo contro la camorra, ma prima attraverso la propria avvocatura vaglierà ogni singolo capo di imputazione, ogni singola posizione. Dietro quindi alla mancata costituzione nel primo giorno di udienza preliminare da parte di Palazzo Balbi c'è una strategia, quella di indirizzare le proprie energie processuali nei confronti dei soggetti che maggiormente hanno provocato un danno d'immagine e istituzionale alla città di Eraclea e all'intera costa, da Caorle a Jesolo. Questo vale anche nei confronti dell'ex sindaco eracleense Mirko Mestre, che ha chiesto il giudizio immediato, e che sia il tempo della strategia processuale lo affermano anche i tanti legali che hanno affollato l'aula bunker di Mestre, dove non si assisteva a scene del genere dai tempi di Felicetto Maniero. 76 gli indagati da Eraclea, Venezia, Caserta, ma anche da Padova e Treviso. Che la situazione sia fluida lo confermano gli stessi difensori, in questo caso l'avvocato Jacopo Stefani, legale di Giacomo Fabozzi, una delle posizioni più delicate. È ancora tutto in itinere e la valutazione verrà fatta all'esito di quest'udienza. Altrettanto delicata la posizione del sandonatese Samuele Faè, accusato di concorso. Adesso valutiamo qual è la posizione del GUP anche rispetto alle indagini ulteriori di cui è stata depositata documentazione solo venerdì, dopodiché valuteremo. Ma c'è anche chi ha già le idee chiare, come nel caso dell'avvocato Enrico Tognetti, che difende un italiano e 2 stranieri, accusati anche di cessione di armi e droga, entrambi al momento irreperibili. Non ci saranno richieste di vita alternativi per nessuno dei 3 assistiti. Per quanto riguarda il soggetto italiano, penso che potrà essere chiarita la sua posizione. I cittadini di Eraclea, mentre alla prima fase appunto questo processo, vorrebbero tanto che il loro comune non fosse
commissariato per motivi di mafia ed è più che comprensibile. Non andare più a votare, e vanno a casa tutti, debellare tutto il sistema, riniziare da zero, perché se non si rinizia tutto da zero non si ottiene più niente. Dovevano svegliarsi prima. Perché dice questo? Perché 20 anni che vanno avanti con questa situazione. C'è esasperazione in piazza Eraclea. È dal blitz del 19 febbraio dell'anno scorso che la situazione è sospesa e all'indomani dell'avvio del maxi processo contro la camorra nell'aula bunker di Mestre la richiesta è soltanto una: voltare pagina una volta per tutte. Eraclea molto probabilmente ha l'intenzione di partire, di cambiare marcia per un'amministrazione, un comune che faccia il bene della comunità e del paese. È un pessimo effetto, però è importante che venga fuori, che la gente prenda coscienza che il problema c'è veramente, che non è una montatura e che quindi prenda coscienza che abbiamo bisogno di fare qualcosa di importante contro questo problema. In municipio il commissario prefettizio Giuseppe Vivola è al lavoro, gentilmente dice di non voler rilasciare dichiarazioni, che il momento è delicato. Non è opportuno, insomma, veramente. Ti ringrazio. Oltre al processo, del resto, la partita è anche amministrativa, con il Viminale che sta decidendo se sciogliere il comune per mafia, il primo caso del genere in Veneto, un'ipotesi che preoccupa. Vengo su, abito qua in centro, vengo su il pomeriggio e basta, ma si va al bar, non si parla altro che di questo e basta. Non si sa più nulla neanche come comportarsi, insomma. Non resta quindi che guardare al corso della giustizia e al nuovo anno. Abbiamo fiducia nella magistratura e basta, farà il suo corso come è giusto che sia. Speriamo che adesso con il nuovo anno, insomma, se si riparta da zero, vediamo insomma, che cosa farà la giustizia. Insomma. Rispetto all'acqua alta è un fenomeno sicuramente meno conosciuto dai non veneziani, ma naturalmente si fanno i conti anche con l'acqua bassa. Si è registrato un livello di meno 50 cm sul mediomare, un fenomeno conosciuto anche come le secche della Befana, il contrario dell'acqua alta eccezionale che ha toccato i 187 cm mettendo in ginocchio la città. Di minime notevoli recenti, il Centromare ricorda la sequenza dal 16 al 19 febbraio del 2008 con la serie meno 60, meno 75, meno 83, meno 71, più recentemente invece un meno 66 è stato registrato il 29 dicembre 2016 e un meno 66 il 30 gennaio 2018. Nessuna difficoltà per il trasporto pubblico che ha percorso i canali maggiori, qualche ostacolo invece per le gondole. E ci fermiamo per una pausa, poi altre notizie dalla regione. Una mamma che veglia per mesi un figlio morto in casa, una vicenda insomma, che aveva molto colpito. Adesso ci sono anche risvolti giudiziari. È vero che andava al bar e prendeva 2 brioche, uno anche per il figlio. Ma sempre io lo vedevo, io lo incontravo sempre sulle scale, lo aiutavo anche, aveva la borsa, faceva le spese. Una brioche anche per il figlio, che però non poteva mangiarla, visto che era morto da mesi. Probabilmente sono partiti anche da questo particolare gli investigatori della mobile trevigiana per arrivare alla denuncia della mamma di 73 anni che per mesi, fino al 20 maggio scorso, aveva vegliato il figlio morto in questo appartamento in uno dei condomini popolari lungo via Castellana a Treviso. Una storia di degrado familiare e probabilmente anche cognitivo, considerando che il caso è venuto alla luce da una segnalazione alla polizia da parte dei vicini, che proprio non ne potevano più dell'odore nauseabondo che arrivava da quell'abitazione. Io dovevo con mascherina uscire, entrare, andare fuori e ho detto che non si può vivere. Abbiamo parlato con tanti, niente, fino a che già è arrivato fino qua abbiamo deciso di chiamare qualcuno. Dentro gli agenti della volante avevano trovato il corpo mummificato di un 50enne reso disabile al momento del parto. Una vita da assistito, sostenuta dai 900 euro della pensione di invalidità e garantita dalla presenza costante della mamma, che ha continuato a vegliarlo anche quando, per cause naturali, l'uomo è deceduto nel suo letto verso la fine di settembre del 2018.
lei ha fatto come nulla fosse, andando anche a ritirargli la pensione. Ed è su questo che gli inquirenti non vedono chiaro, sulla capacità cognitiva della 73enne, che almeno davanti allo sportello postale era perfettamente lucida, presentando volta per volta la delega al ritiro della pensione del figlio da mesi deceduto sul letto di casa. Era pulita, pulitissima, ma molto bene sistemata, usciva fuori. Non lo so. E da qui la denuncia per truffa ai danni dello Stato, occultamento di cadavere e mancata segnalazione del decesso della donna, che nel frattempo è tornata a vivere a Milano, abbandonando l'appartamento che, come si vede, da maggio continua ad avere tutte le imposte aperte con la pioggia che entra dentro e che causa l'odore e il degrado generale, nessuno è ancora riuscito a svuotare. Ma si rovina muri e per noi che abitiamo qua è pericoloso. È sporco come prima. Sono venuti a deportare. Sono svenuti qua, quella che volevo lavorare, 2 ragazzi, 3, non lo so, sono svenuti con mascherina, ma è svenuto uno, è venuta ambulanza. Azienda Zero segnala che dalle 9:50 di questa mattina il servizio di acquisizione centrale funzionale delle ricette dematerializzate è bloccato a causa di un malfunzionamento del sistema del Ministero, problema che impatta su tutte le regioni, quindi con numerosi disservizi a questo proposito. Intanto un vasto incendio invece ieri a Rosà ha distrutto un grande locale. Ecco ciò che resta del ristorante J'adore di Rosà, il locale di via Monsignor Caron è andato completamente distrutto, divorato dalle fiamme che ieri sera si sono propagate velocemente al suo interno, inghiottendo ogni cosa. I muri sono neri, le vetrate scoppiate, le sedie, i tavoli, tutto è andato bruciato. Ci sono voluti i vigili del fuoco di Bassano, Cittadella e Vicenza, 14 operatori all'opera per ore per domare il vasto incendio. A dare l'allarme è stato un passante che ha visto il fumo uscire dal locale e proprio a causa del fumo denso un uomo residente nell'appartamento sopra la pizzeria è rimasto intossicato ed è stato portato in ospedale. Questa mattina la situazione è spettrale, i vigili del fuoco e i carabinieri sono al lavoro per fare chiarezza sulle cause del rogo. Stiamo verificando le cause che hanno determinato poi questo incendio che, come vedete, ha devastato questo locale. Non è escluso il dolo. Non possiamo assolutamente escluderlo, stiamo investigando ovviamente senza tralasciare alcun indizio, vediamo dove arriviamo con le indagini. Il locale era chiuso in questi giorni? Sì, era chiuso, dovevano effettuare dei lavori ed era comunque prevista una riapertura imminente. Come potete vedere alle mie spalle, anche questa mattina ci sono i vigili del fuoco all'interno del locale J'adore qui a Rosà. Stanno cercando il punto d'origine del vasto incendio che ieri sera ha completamente distrutto il locale. I danni sono ingentissimi. I 3 gestori del ristorante J'adore, che come detto in questi giorni era chiuso per dei lavori di sistemazione dell'impianto di riscaldamento, sono disperati per quanto accaduto. I gestori ovviamente sono disperati per questo incendio e insomma stanno cercando di capire anche loro che cosa è successo. Ci vorrà del tempo per capire, per far luce sulle cause di questo terribile incendio. Una vicenda su cui si sta indagando è quella della studentessa padovana che ha raccontato di essere stata violentata la notte di Natale. Ha aspettato qualche giorno, sotto shock, si è tenuta dentro tutto, poi non ce l'ha più fatta e ha denunciato lo stupro. Protagonista una 21enne padovana che ha raccontato di essere stata violentata sotto un ponte in città mentre stava tornando a casa dopo una cena alla vigilia di Natale. La studentessa ricorda di essersi svegliata il giorno di Natale mezza nuda sotto il ponte di San Giovanni in pieno centro storico. La sera prima era stata in un locale del ghetto con degli amici e aveva bevuto qualche bicchiere di vino e 2 amari. Poi il blackout fino al risveglio sotto il ponte. Sopra di lei uno sconosciuto che ha descritto con carnagione olivastra, capelli brizzolati sui 40-50 anni.
L'uomo si è subito allontanato lasciandola sola. La ragazza, secondo il suo racconto, si sarebbe rivestita e tornata a casa. Solo un paio di giorni dopo si è sfogata con la madre, che l'ha subito portata in ospedale. Riferita a violenza sessuale, scrivono i medici sul referto, prognosi 30 giorni. Nel frattempo il caso è nelle mani della squadra mobile di Padova, che dovrà visionare le telecamere di sorveglianza della zona e che ha già effettuato alcuni sopralluoghi sul luogo del presunto abuso sessuale. In queste ore sono stati ascoltati anche gli amici che hanno trascorso la serata con la 21enne, anche se lei esclude che il violentatore sia un conoscente. Nel frattempo la ragazza, che studia all'estero, è ripartita. Fare potature di alberi è sicuramente una delle attività più pericolose, questo lo dicono le statistiche dei vari SPISAL, insomma, per quanto riguarda gli incidenti sul lavoro. Ecco cosa è accaduto a Monfumo. Incidente sul lavoro stamane poco prima di mezzogiorno. Siamo a Monfumo, in via Belvedere, all'interno di un giardino privato. Il proprietario aveva chiamato qualche giorno fa per la potatura di un albero troppo alto. Padre e figlio sono arrivati da Maserra con un camioncino dotato di piattaforma e braccio meccanico, di quelli che si usano proprio per la potatura ad alta quota. Dopo aver posizionato il mezzo si sono portati ad altezza albero, ad una decina di metri dal terreno. Probabilmente il braccio meccanico azionato lateralmente è stato sporto un po' troppo. Sta di fatto che per effetto leva il camion si è adagiato sul fianco sinistro. Dal peso i due hanno fatto un volo di 10 metri, in parte schiacciati dal pesante braccio. Allarme immediato da parte di un testimone che ha assistito alla scena, ha subito allertato il 118 di Crespano. I sanitari intervenuti con un'ambulanza medicalizzata hanno confermato da subito la necessità dell'elisoccorso per il padre di 59 anni diretto all'ospedale Ca' Foncello di Treviso in codice 3. Per lui contusioni multiple al torace, alle gambe, al bacino, alla schiena. Per il figlio di 30 anni si è reso necessario comunque il trasporto all'ospedale di Castelfranco Veneto a bordo dell'ambulanza medicalizzata. Sospetto trauma al bacino e alle caviglie. Sul posto intervenuti anche i vigili del fuoco di Montebelluna, i carabinieri di Asolo e lo SPISAL. Cosa fa questo smog ai polmoni? Ne parliamo dopo la pausa.